Una edizione da ricordare, quella 2025, per la prima volta siamo venuti nella House 4 Veneto Orientale, qui a Lido di Jesolo, in una cornice completamente diversa ma perfettamente a tono per quanto riguarda i temi di questa edizione. Longevità, salute, economia. Perché? Perché Jesolo con i suoi spazi ha le grandi possibilità di mantenere quella che è la motilità del fisico anche in età avanzata. Qui c'è un grande turismo di persone anche di età avanzata che continuano a fare movimento, continuano a venire in vacanza ormai da aprile fino alla fine di ottobre, e la cornice è quindi indirizzante verso che sono i temi di una età che deve essere mantenuta in grande autonomia anche dai 65 anni in più. Secondo le statistiche attuali 2.800.000 sono i cittadini italiani non autosufficienti. Ci sono al momento 14 milioni di cittadini che sono dai 65 anni in più. Nei prossimi 25 anni il numero salirà a 20 milioni, saranno praticamente un terzo della popolazione italiana. A questo punto appare fondamentale, e quelli sono i temi richiamati all'interno di questo convegno, di mantenere il più possibile quella che è l'autosufficienza, controllando quella che è soprattutto la dieta mediterranea, la lotta a quello che è il cardiovascolare, le patologie neurologiche, l'obesità, che sono le prime cause di morte in assoluto riconosciute, contrastandole con quelle che sono anche degli stili di vita adeguati per quello che è la normale attività fisica, che possono essere semplicemente anche passeggiate, oppure attività motorie coordinate, oppure ginnastica dolce o comunque attività all'aperto. E questo non devono farlo solo gli anziani, ma devono farlo anche i giovani, perché anche il tasso di obesità infantile in Italia è in aumento sistematico. Un grande ringraziamento quindi alla Fondazione Ars Medica col presidente Gabriele Gasparini, ma a tutti quanti i componenti, i moderatori, a tutti coloro che hanno lavorato in questi mesi, perché Venezia in Salute parte nell'inverno precedente per quanto riguarda l'ideazione dei contenuti intellettuali e di quello che è la caratteristica di Venezia in Salute, che è il confronto con il pubblico. E ringraziamo tutte quante le aziende, gli enti che hanno popolato il gazebo, circa 15 che sono qui a Lido di Jesolo e che danno la possibilità di interfacciarsi come ogni anno con il pubblico, con i cittadini, e naturalmente un grande ringraziamento al Comune di Jesolo, col Sindaco De Zottis e con gli assessori che hanno dato gratuitamente la possibilità di occupare qui a Jesolo il Teatro Vivaldi per questa manifestazione. Un saluto e un ringraziamento alla US 4 Veneto Orientale col direttore generale Mauro Filippi che ha partecipato ai lavori di questa mattinata. Un saluto anche alla US 3 con la dottoressa Lo Monaco che ha partecipato ai lavori in sostituzione del dottor Edgardo Contato che era impegnato in altra sede. Appuntamento quindi a Venezia in Salute 2026.